Sì, effettivamente sono due squadre che attaccano molto, probabilmente ho sbagliato io all'inizio perché ho chiesto ai ragazzi di attendere un attimo, di vedere un attimino, io non li avevo visti all'andata e ho commesso un errore perché è una squadra che fraseggia tantissimo, ha dei giocatori eccezionali, vedi Fagioli, Palmieri, altri insomma, e soprattutto se ti chiudi e provi a fare quel gioco lì ti fa male, perché si alza, gioca tantissimo sugli esterni, si muove bene, ha tiratori fenomenali, vedi il primo gol e ti fa male. Allora, parto col presupposto, continuo a dirlo, che io ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi favolosi, tecnicamente validi, perché c'è da dirlo, e ci adattiamo, sì, riusciamo ad adattarci, riusciamo a tirare fuori quella cattiveria quando andiamo sotto. Oggi effettivamente a fine primo tempo eravamo un po' demoralizzati, è uscita qualche lamentela di troppo, ci sta quando comunque le cose vanno male, no? Però poi abbiamo cambiato qualcosina, insomma, e è ritornato il peperino, che peperino basta poco poi per accenderlo. Gian Donato è un giocatore che ci ha trascinato nelle prime 8-9 vittorie. È un giocatore che ha subito un infortunio grave, comunque uno stiramento di 3 cm un polpaccio. È un giocatore che è rientrato da una partita. Oggi ho provato il centrocampo così a fronte del fatto che Melis ha finito l'allenamento da poco e pensavo fosse affaticato. È un giocatore che deve riprendere il ritmo, però è un giocatore indiscutibile sul punto di vista tecnico. E quando è entrato Melis, sì, è cambiata la partita, è cambiata anche la squadra, perché insieme a Melis è entrato Buccioni a destra, si è alzato parecchio anche Campanella, ha cominciato a spingere di più, insomma la squadra è cambiata, noi abbiamo anche tra virgolette rischiato tanto perché ho fatto alzare gli esterni difensivi e poi c'è stato quello che avete visto, insomma botta e risposta fino all'ultimo gol di Melis. Devo dire che è stata una partita veramente veramente bella. Grazie mister D'Amore, alla prossima. Prego.